Il porto gode di ottima salute per quanto riguarda alcune categorie merceologiche, sta andando molto bene il settore delle rinfuse, sia alimentari che siderurgiche, il settore dei contenitori tiene, confido molto nelle nuove istanze di concessione. Come avete visto è ripartita l'epoca delle nuove concessioni, che sono importanti perché rilanciano il business e rilanciano il lavoro. La competizione, diceva sì, la competizione è sempre molto alta, ma Venezia ha le sue specificità. Le limitazioni alla navigazione, la barriera del Mose sono tali che ci rendono un porto che serve principalmente tutta l'area del nord-est. Siamo un porto più come dire, raccordato dal punto di vista ferroviario in Italia, e stiamo continuando anche a servire dei clienti d'Oltralpe. Quindi secondo me il mix di caratteristiche specifiche del porto di Venezia fa sì che riusciamo a ritrovarci una nicchia solo nostra, che quindi ci fa coesistere, come del resto stiamo facendo già nell'ambito del Napa, con i porti di Trieste, Ravenna, Copere e Rijeka. Avete aperto le buste proprio questa mattina, l'aggiudicazione ad Arup Italia, parliamo del waterfront sia di Venezia che di Chioggia. Chi è Arup Italia? Sì, lì in quel caso è come Presidente della Commissione, abbiamo chiuso oggi la valutazione delle 12 proposte, devo dire gruppi internazionali primari, quindi il progetto del waterfront ha interessato veramente a livello internazionale. Arup Italia è una grande società di architettura, è associata peraltro anche con operatori veneziani, con gruppi locali. Ha un compito complesso, che è quello di ipotizzare le nuove soluzioni per il waterfront non solo di Venezia ma anche di Chioggia. Si tratta di un progetto di fattibilità di una grande area che richiederà un notevole confronto con tutti gli enti interessati, in primis il Comune ma anche Soprintendenza, gli operatori e direi anche con la cittadinanza.